I feel Italian people is so kind and so friendly. So I'm happy to meet many Italian people. And from how many time you are here? Oh, first time. I love Italian food. I love pizza. I love pasta. I thought the pizza, the pasta in Japan is fake. Here, the Italian Italian food is Italian pizza, Italian pasta is real. I thought when I talk to basic point, everybody do. Of course, basic point. Quando lei spiega determinate cose di base, tutti quanti riescono a seguirla e a farlo? And I say one, they can do 1, 2, 3. Ah, ok. Ha detto che non solo la seguono quando lei propone delle cose, ma cercano anche di fare di più. Quindi lei magari propone un esercizio e loro cercano di fare un esercizio e anche le successive evoluzioni e quello che dovrebbe seguire da quell'esercizio. In Giappone invece di solito quando faceva vedere un esercizio i bambini giapponesi copiavano solamente quell'esercizio. But Italian people, Ma gli italiani? the thing they can do thing I said and more movement. Ma loro cercano di fare anche di più. I thought. Questo è quello che pensa. Japanese people do many times basic movement. I praticanti in Giappone, sin da quando sono piccoli, studiano per tanto tempo i movimenti di base e li ripetono tanto tempo. In Giappone secondo lei fanno un po' più di movimenti di base prima di passare, diciamo, alla ripetizione della tecnica, che sarebbe l'uchikomi, e il randori, che sarebbe l'esercizio del combattimento. Una cosa che però ho visto nei dojo che ha visitato qua in Italia, ha notato che come nei dojo giapponesi, praticando judo, ok, si imparano determinati corretti comportamenti educativi e, diciamo, di approccio generale, globale alla vita, e quindi questo secondo me lei è un punto comune, nel senso che per le realtà che ha visitato qua in Italia ha potuto vedere che anche qua c'è la consapevolezza che il judo, così come è stato originariamente pensato dal fondatore, ha un'influenza fortemente educativa nel plasmare diciamo, il carattere dell'individuo e la personalità, e quindi ha notato questa cosa anche lei. Attraverso una pratica corporea, ok, vado a come si dice, influenzare determinati meccanismi della mente e del carattere anche, che poi inevitabilmente l'essere umano si porta anche nella vita. Sasae Tasaka, una campionessa giapponese, e si trova qua in Europa in questo periodo per allenare un'importante squadra nazionale della Croazia in vista delle prossime Olimpiadi. Abbiamo avuto la fortuna di ospitarla per 15 giorni nella nostra zona, nel nostro dojo. Sta apprezzando le meraviglie di questa nostra terra e nel contempo ci sta dando delle perle, delle belle cose per quanto riguarda il judo professionistico. Oggi abbiamo deciso appunto di dedicare questa seduta di allenamento alle donne, che credo sia la prima volta che avviene in Veneto una lezione così specifica. Lei da donna, da campionessa, darà quelle che sono le sue visioni su quello che può essere le particolari differenze sul judo praticato dalle donne, insomma, che richiede comunque una serie di attenzioni, se fatto con rispetto. Le differenze sostanziali direi che sono nel metodo di
dimostrare le tecniche, nel senso che ha un sistema piuttosto analitico, prima fa vedere la tecnica nel suo risultato finale e poi incomincia a scandagliare tutti quanti i particolari, le prese lo squilibrio, le prese delle mani e poi per finire alla caduta. È chiaro che questo tipo di atteggiamento serve appunto a formare fortemente la modalità di allenamento del judoka, perché poi tanto più riuscirà a essere preciso nell'allenamento, tanto più avrà possibilità e opportunità di successo nel momento in cui andrà a fare delle competizioni, o comunque avrà la soddisfazione di fare dei gesti, di perseguire, di ricercare l'estetica del gesto per un judo più bello.